La Busetto, che si è sempre dichiarata innocente, avrebbe ucciso d'impeto. Il suo modus operandi è noto ai criminologi come overkilling, un eccesso di violenza nell'uccidere che rivela precedenti relazioni tra vittima e carnefice. Piccole incomprensioni, liti per una pianta sul pianerottolo e poi la scintilla che avrebbe scatenato la follia. Forse il volume della televisione troppo alto per l'infermiera tornata dal turno di notte. L'apparecchio è stato trovato acceso e con l'audio alto dal nipote 2 ore dopo l'omicidio, ossia alle 18. Una visita provvidenziale che avrebbe fermato l'infermiera impegnata in un andirivieni per pulire la scena del crimine. Del crimine ci parla, quindi sta a noi ogni volta saper interpretare e decifrare ciò che la scena del crimine ci dice. Siamo tornati più volte non solo con la nostra poesia scientifica ma anche con i colleghi del GIPS di Padova, il gabinetto interprovinciale di Padova, e con i colleghi anche del Servizio Nazionale Poesia Scientifica di Roma, per cui alla fine si è giunti, ripeto, anche con chiarezza ad enucleare elementi probatori importanti.